Assessore, si è preparato bene? Senz'altro, tranquilli ragazzi, sono anche un po' emozionato, no? Un po' come il giorno che ho fatto l'esame della patente. Bello, no? Si arriva in bici, si va a casa in auto. No, beh, mi mega boccia. Molto bene, allora è meglio se registriamo. Senz'altro. Azione! Ciao persone, sono l'assessore Ciano Contin. Oggi con Discovery Channel andiamo a scoprire il meraviglioso Parco del Sile, il più lungo fiume di risorgiva d'Europa. 95 chilometri, pieni di cose diversissime e meravigliose da vedere. Ville, chiesette, oasi, alzaie, porticcioli, cantieri navali, musei. Insomma, un mix imperdibile di storia, cultura e natura. Stop! Perfetto così, Assessore, perfetto. No, aspetta, volevo fare adesso una parte un po' più personale e introspettiva. Va bene, allora azione! Perché l'acqua è senz'altro importante. L'acqua è una delle risorse idriche più importanti del mondo, anzi forse vorrei dire la risorsa idrica più importante del mondo. A differenza di altre risorse che non sono idriche, pensiamo ad esempio all'asfalto, ai guardrail, ai muffin. Giusto! Ma giusto cosa? Cosa c'entra i guardrail, i muffin? Pertanto venite a scoprire il fiume Sile, un fiume pieno della più grande risorsa idrica del mondo, l'acqua. Anzi, ho caro lanciare un cappello. Appello. Senz'altro. Contrastiamo tutti insieme i tre più grandi nemici dell'acqua. I bambini, che quando si lavano i denti non chiudono mai il rubinetto. I centri estivi, dove che l'ultimo giorno vi è la tradizionale festa del lancio dei gavettoni, e i gattini, che con le loro satine zampette riescono ad aprire il rubinetto e consumare 8 litri di acqua al giorno. Pertanto, evviva la risorsa idrica più importante del mondo! L'acqua! Senz'altro! Stop! Ma era meglio prima! Scopri il parco del fiume Sile. Bici, escursionismo, canoa, gita in barca, proposte didattiche e molte altre esperienze a contatto con la natura. Visita www.parcosile.it. E allora ragazzi, come sono andato? Come sono andato, Assessore? La seconda parte del video era un po'... Com'è? Proprio quella che ho scritto di mio pugno. Guardi, il pugno glielo darei io.